10 anni fa abbiamo avuto l'intuizione di costruire un'unità di crisi. Eravamo appena dopo il disastro di Lehman Brothers, crisi finanziaria. Le nostre imprese, il Veneto, erano sotto shock. I lavoratori perdevano il lavoro e non si sapeva cosa fare. Allora ho pensato di sfoltire la fila, unità di crisi che prendeva in carico l'azienda, che vedeva quali erano le problematiche e a seconda del problema, crisi finanziaria, riorganizzazione, ristrutturazione, cessione, lavoratori, un giusto strumento di risposta. Ecco che questi 10 anni hanno definito un modello con ordine, con metodologia che oggi offriamo anche al governo nazionale che deve affrontare questi momenti delicati di trasformazione. L'incontro di oggi per noi è un'opportunità di approfondire 10 anni di attività svolta in Veneto nella gestione delle crisi aziendali in collaborazione con le parti sindacali, con le parti datoriali e con i vari soggetti a vario titolo coinvolti. L'incontro di oggi serve per fare il punto di ciò che ha funzionato, di ciò che può essere migliorato, al fine di intervenire più rapidamente nella gestione delle crisi, al fine di poter prevenirle qualora possibile, al fine di essere sul pezzo rispetto a quelle che sono le grandi trasformazioni industriali a cui il nostro Paese e soprattutto la nostra Regione sono chiamati nei prossimi anni. Questo appuntamento è un appuntamento che darà inizio ad una serie di incontri, di approfondimento, di formazione, che necessariamente dovrà riguardare tutti i livelli istituzionali e dovrà riguardare anche le parti sociali coinvolte.